Sarà una puntata da seguire tutta d'un fiato, quella che vi apprestate a vedere, un target proprio che andrà avanti velocemente e anche perché abbiamo degli ospiti che proprio saranno frizzanti al punto giusto, come frizzante potrebbe essere un bel bicchiere di vino che vi mettete magari accanto al tavolinetto per gustare il programma con più attenzione. D'altronde San Martino è già trascorso, quindi il vino, secondo la tradizione, dovrebbe essere pronto. Anche noi parleremo di vino, ma parleremo anche di scuola, parleremo di associazionismo, parleremo di tantissime cose che ormai da tanto tempo caratterizzano Target, il vostro salotto settimanale che vedete sull'LCN 92, il canale di Televideo Agrigento, sul digitale terrestre in tutta la Sicilia e in parte della Calabria meridionale, e che seguite anche in diretta streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. Poi noi mettiamo anche il link su YouTube, mettiamo la finestra di riferimento su Facebook e naturalmente c'è il link dedicato sulla nostra pagina internet, perché insomma, se siete impegnati negli orari canonici di trasmissione potete poi vederlo quando vi è più comodo. Ripeto, oggi ci sarà una bella puntata, un puntatone, tanti ospiti che passo subito a presentare. Inizio dalla mia sinistra, dicevo parleremo di vino, lui è un produttore di vino, si chiama Paolo Vella. Buonasera. La scuola che è quella insomma che ci dà un po' delle belle soddisfazioni, perché parlare inglese vuol dire parlare con il mondo, ma non solo inglese, francese, spagnolo, Eurolingue è fatta anche per questo. La responsabile Adriana Iacono. Buonasera. Una bella associazione che da un po' di tempo si sta facendo conoscere anche per portare insomma nella quotidianità una tipologia di ammalati che sembra che siano un po' insomma considerati di seconda B, di serie B. Ce lo spiegherà poi l'enterostomista Lillo Volpe, lui è dell'associazione iStom. E poi le due signore che vedete accanto sono la past president e la presidente, ovvero quella che dal 1° di ottobre è la nuova presidente del biennio del Soroptimist di Agrigento, Jana Elena Simpanen. Buonasera. E con lei la past president, cioè quella che è stata presidente negli ultimi 2 anni, Rosaria Leto. E poi continuiamo con un maestro, non solo, diverse volte è stato ospite a Target, una figura conosciutissima in tutto il mondo. Oggi l'avremo come maestro e come scrittore, un po' anche come musicista, insomma in tutte le cose che lui fa e le fa bene. Maurizio Piscopo. Accanto abbiamo una insegnante, anche lei è maestra in realtà, però ho voluto distinguerla e poi vi spiegherò il perché. Lei è Nancy Mannino. Buonasera. E poi il nostro ospite musicale della scuola Sirius di Favara, Salvatore Danna. Buonasera a tutti. Allora, subito con Maurizio Piscopo, perché mi ha incuriosito, io lo porto sempre in trasmissione per il suo grande essere scrittore e musicista, ricordiamo la compagnia di canto popolare favarese, però adesso l'ho voluto qui perché è fautore, non lo so, di un'iniziativa popolare, ne vuole fare una proposta di legge, un disegno, vuole fare una petizione, ovvero vuole introdurre le quote azzurre. Perché? Perché lui asserisce che di maestri non ce ne sono più, sono tutte maestre. Ma è un dato numerico che hai acquisito? Buonasera a tutti. Intanto nella scuola elementare è molto bello pensare che le due figure sono complementari, che sono importantissime. Oggi ci sono il 95% della scuola è costituito da donne che fanno questo lavoro con grande passione. E forse perché sono più brave di noi, Maurizio. Probabilmente è così, ed è così. Ma i bambini hanno bisogno anche della figura maschile. Si rischia, se così si può dire, tra virgolette, che un bambino dalla scuola materna all'università si ritrovi sempre con figure femminili. Ma non c'è più il maestro perché i maschietti non vincono il concorso o perché proprio non vanno a scuola per fare questo mestiere?
La mia idea era nata da un articolo della Stampa di Torino dell'anno scorso che diceva salviamo gli ultimi maestri, e si parlava appunto di questi maestri i ragazzi di oggi che preferiscono ingegneria o medicina, perché loro ritengono che non riescono a campare la famiglia con questo lavoro, ma questo lavoro dà tante soddisfazioni, e per questa ragione io ho voluto fare un appello per dire ai ragazzi: guardate che non solo è importante fare quel lavoro, ma vi dà delle soddisfazioni che voi neanche immaginate. Ma tu sei uno degli ultimi maestri allora? Probabilmente sì, lo penso, sì, perché nella mia scuola siamo solo in 2, quindi c'è il 3% in tutta la scuola italiana e lo 0,7% nella scuola dell'infanzia, nella scuola materna. Insegnante Renzi Mannino, allora avete spodestato tutti i maschietti. Do ragione al carissimo Maurizio Piscopo, maestro. La figura femminile... Ma tu ti senti maestra? Sì, sì, io mi sento maestra, ed è importante dirlo perché dall'infanzia alla primaria il ruolo è un ruolo complesso, quello dell'insegnamento, perché l'insegnamento è qualcosa che si deve praticamente aprire alla cura, ma si deve aprire anche ai bisogni, si deve aprire all'amore verso il sapere, e naturalmente deve dare al bambino, diciamo, dei modelli, e manca, il modello maschile manca. Io ho fatto l'elementare tantissimi anni fa e c'era il maestro, io avevo il maestro perché era un maschietto, poi so che c'è stato il modulo dei 2 o 3 insegnanti. Adesso l'attualità dell'elementare com'è? Beh, c'è un percorso misto, è un po' misto, dipende dal personale presente nelle varie scuole. Il discorso è questo: io posso dare la mia esperienza. Io ho 35 anni di servizio lavorativo e ho solo per 5 anni ho lavorato con un collega, e in quei 5 anni abbiamo avuto un modulo perfetto, lo posso dire, perché ognuno di noi dava un qualcosa di diverso, perché sì, è vero che l'uomo e la donna sono messi a lavorare in vari settori e ormai non ci sono differenze, però ognuno dà con la sua peculiarità, e la forza maschile si deve sentire. Però la donna è più voi donne dolce. siete, oltre che maestre, siete anche mamme, quindi forse questo ruolo vi riesce meglio. Sì, ma la famiglia ha bisogno di 2 ruoli, paterno e materno. Secondo il mio. E allora, Maurizio, facciamo l'appello a questi giovani: non abbandonate l'indirizzo di studi che vi può portare a diventare maestro. Oltretutto vorrei dire che è un mestiere difficile, perché i bambini ti fanno delle domande. A me hanno chiesto quali sono i segreti degli alberi, ed io ho chiesto 3 giorni di tempo per dare la risposta, perché quando una cosa, non dico che non potevo rispondere, ma dovevo rispondere a un bambino di prima elementare, perché io dico, fare il professore all'università chiunque lo può fare, ma vai a farlo in prima elementare. Sa che non ci va di fare niente, o rompe la matita o ti scarabocchia il quaderno, oppure dici misidia, come mi ha detto uno. Vai a sbloccare una cosa del genere. Non è che certo. È abbastanza complesso. Io sono convinto che ti la arrivano figura... che non ti sanno allacciare le scarpe e poi escono in quinta che ti mettono tutto in discussione. Sono convinto che la figura del maestro è veramente più importante sia del professore del liceo o del docente universitario, perché è lì che si plasma la persona. E quando ci danno di guadagno? Meno di una cameriera, perché i soldi li danno tutti i dirigenti, ai maestri non ci donano niente, gli restano solamente gli occhi per piangere. Ritorniamo un po' indietro nel tempo. Paolo Vella, tu avevi un maestro o una maestra, o il modulo? Com'era la tua? Io avevo un modulo, più che altro erano maestre. In realtà non ho mai avuto un maestro Tutte donne. in aula, sì. Mentre Adriana Iacono, ritornando indietro Io nel andavo tempo... al Granata, quindi erano suore, rigorosamente donne. Rigorosamente anche donne. Sì, anche le classi erano solo femminili. Lillo, Io ho avuto un maestro alle scuole elementari. Sì. lo ricordi con Lo ricordo, sì, con simpatia? un bel ricordo, cioè veramente. Iana, dalle tue parti? Io ho fatto il percorso scolastico interamente fino all'università a Helsinki, nella mia città, capitale della Finlandia. Avevo per i primi 2 anni una maestra, per gli altri 2 anni, perché la scuola elementare dura 4 anni, un'altra donna, quindi figure di maestra al Di femminile. maestra. Siamo in minoranza allora, Maurizio. Mentre Rosaria? Io maestra. Ha visto? Allora ha ragione il percorso e lo studio che vuole fare Maurizio Piscopo. Ma hai già lanciato questa tua idea da qualche parte?
Sì, l'hanno pubblicata alcuni giornali e il giorno 24 di novembre alle 12:30 sarà trasmesso anche un appello alla Radio Nazionale, quindi l'ascolteranno in tutta Italia. Ci hai regalato un'anteprima allora? Sì, un'anteprima. Quando mi metto nelle cose ci metto grande passione, grande impegno e poi dico il mondo non può essere solo degli altri. Desidero richiamare anche l'attenzione su questo lavoro che è importante, fondamentale e che può far crescere dei bambini con altre idee rispetto a quelle che abbiamo noi. Io dico, educare un bambino significa educare gli adulti, istruire un bambino per educare i grandi, alla raccolta differenziata, al rispetto delle regole, delle leggi, che i bambini queste cose le fanno, gli adulti hanno più difficoltà. Allora Nancy, non ti senti che magari lui vorrebbe un po' far proseliti solo per la sua parte, no? Allora, io credo che oggi si tornerà, cioè da oggi in poi si tornerà alla figura maschile perché c'è il bisogno di lavoro, la scuola sta assorbendo, per cui molti ragazzi stanno riversandosi in questo settore. Però attenzione, io dico a questi ragazzi che devono andarci perché questo mestiere è un mestiere che bisogna amare, non facilmente approcciabile. Il bambino ti insegna, il maestro dal bambino acquisisce. Tornando al fatto dell'albero che il maestro Piscopo prima aveva nominato. E voleva 3 giorni di tempo sì, per sì, rispondere. sì, no, il bambino, quando io ho detto che dentro c'era questa linfa vitale, mi ha detto sì maestra, perché là dentro ci sta un ascensore che porta su il cibo, quindi è il bambino che a volte ti dà delle risposte a cui tu non penseresti assolutamente, a volte ti mettono in crisi e sono loro stessi a darti domanda e risposta. È un argomento veramente bello e interessante che magari approfondiremo in altre occasioni. La tua scuola, Nancy, anche la Falcone Borsellino, ha questa prevalenza di donne? Sì, sì, sì. Noi abbiamo l'istituto comprensivo, anche quindi la scuola media, e lì c'è qualche presenza maschile ma nel settore dell'educazione motoria. Poi abbiamo tutte quante bravissime insegnanti di lingua inglese, ma tutte donne. All'infanzia non si vede nessun uomo. Alla primaria pensioneremo un collega quest'anno, ne è arrivato uno per chiamata diretta giovanissimo, ma poverino si sente un pesce fuor d'acqua. Sì. E a proposito di donne, Sono Optimist è solo per le donne, è un club service da diversi anni anche ad Agrigento. Abbiamo ospitato in più occasioni Rosaria Leto che, come dicevamo, da qualche settimana ha ceduto il posto a Iana. Come sono stati questi 2 anni, Rosaria? Sono stati 2 anni entusiasmanti, ricchi di soddisfazione per i tanti progetti realizzati, portati a termine. Forse abbiamo dei contributi anche delle foto, sì, insomma, sì, su sì. quello che è stata la tua attività. Dicevo 2 anni estremamente proficui perché abbiamo affrontato temi importantissimi nelle scuole siamo stati portando 2 progetti, uno il primo anno e uno il secondo anno. Il primo anno contro la violenza sulla donna, un percorso di educazione sull'affettività, il secondo invece è un progetto che partendo dalla legge contro lo spreco alimentare portava ai sani principi di una buona educazione, di una buona alimentazione. Diciamo su quello che è la scia e lo spirito del vostro club service. Sì, no? sì, noi ci muoviamo su direttrici precise che vengono fissate inizio di ogni biennio dalla nostra Presidente nazionale. Chiaramente poi ogni club può aggiungere qualcosa di proprio in base alla realtà che vive, in base al territorio, in base anche alle professionalità che sono presenti all'interno del club, e quindi noi partiamo da queste indicazioni. Quindi quando io sono diventata Presidente 2 anni fa le indicazioni erano ben precise. La Presidente di allora, Leila Picco, ci indicò i diritti umani principalmente, all'interno dei diritti umani
la lotta alla violenza contro le donne, la creazione quindi di stanze all'interno delle caserme dei carabinieri che noi abbiamo realizzato, le stanze per le audizioni. Sì, quando è stato? Sì, quando sono venuta l'ultima volta dovevamo ancora inaugurarle, è stata inaugurata l'8 marzo del 2017 presso la caserma Biagio Pistone, un'intera stanza che noi abbiamo... Questo è come se fosse un piccolo fiore all'occhiello che ti porterai per sempre, no? Io dico di sì. Questa è la ludoteca che abbiamo denominato Spazio Arcobaleno presso la casa circondariale. In Italia i club che hanno realizzato la ludoteca e la stanza presso i carabinieri sono tanti, noi siamo 151 se non ricordo male club in Italia, però soltanto un po' meno di 40 hanno realizzato entrambi e noi di Agrigento siamo tra questi, quindi abbiamo veramente questa grande soddisfazione, abbiamo tanto lavorato e chiaramente noi abbiamo le nostre realizzazioni vengono fatte con le quote, solamente con le quote del nostro club, quindi le nostre socie si sono anche impegnate, si sono spese non solo economicamente ma soprattutto si sono spese per questi progetti e io le voglio ringraziare qui pubblicamente. Oltre a questi due fiori all'occhiello per i quali abbiamo avuto anche il premio Alessio Di Giovanni quest'estate, a fine estate, a settembre, per l'impegno nel sociale, dicevo i progetti con le scuole, il convegno per il percorso Codice Rosa che realizza un altro degli obiettivi del nostro club nazionale, l'illuminazione, ecco lo stiamo vedendo, delle case troglodite di luce arancione, questo l'anno scorso per il 25 novembre, ecco queste porte di ponte. Insomma, 2 anni intensissimi veramente. Sì, 2 anni molto intensi, la collaborazione con Federfarm, abbiamo affidato alle farmacie di Agrigento e provincia la locandina che pubblicizza un'app per smartphone contro la violenza sulle donne, convegni come questo del Codice Rosa al quale io tenevo in maniera particolare che abbiamo realizzato anche con Fidapa e Lions della zona 25. Bene, sono convinto anche che i prossimi 2 anni saranno intensi, ne parleremo anche con la nuova Presidente, soltanto un accenno e poi magari proseguiremo in quello che forse è il programma che hai un po' stilato per questi 2 anni. Cosa fa una finnica ad Agrigento, Iana? Vabbè, cosa fa una finnica ad Agrigento? Io sono ormai ad Agrigento da diversi anni, sono anche collega di Adriana Iacono, abbiamo studiato insieme, siamo laureate a 2 giorni di distanza, abbiamo condiviso la fatica universitaria insieme, quindi mi sento ben integrata, siccome mi hai fatto la domanda all'inizio del mio percorso scolastico, ho finito il liceo a Helsinki, dopodiché ho proseguito i miei studi a Palermo, la quadriennale come era all'epoca, ma prima di tutto questo ho incontrato mio marito a Helsinki, eravamo molto giovani, lui era con il gruppo folcloristico, io ero una giovane generalmente studentessa. È l'uomo che segue la donna, invece c'è stato questo l'abbiamo deciso subito, sì, ma questa diciamo è una vecchia storia, sono qua in altra veste. Sì, sicuramente. Sono qua in altra veste. Il tuo impegno con Soroptimist, dicevamo l'elezione qualche settimana fa, hai già preso un po' possesso delle redini? Io intanto sono socia fondatrice del Club di Agrigento, che è sul territorio agrigentino da 20 anni, ho fatto anche un'esperienza a livello nazionale, a livello della federazione europea, quindi ho un percorso mio personale nel Soroptimist, grazie sempre alle amiche che mi hanno appoggiata. Sento molto la responsabilità di questo club che Rosaria mi sta consegnando in ottima salute, e come ha detto già Rosaria, da noi sia a livello dei club locali ma a livello nazionale la Presidente cambia ogni 2 anni, come qua la nostra presenza insieme testimonia che il club è delle socie, la Presidente ha una carica pro tempore appunto per il biennio, in quel biennio continua sicuramente sulle orme della propria predecessore sia a livello locale che a livello nazionale. Io mi devo adeguare con le linee programmatiche di Patrizia Salmoiraghi che mette invece che per il mio biennio 2017-2019
2019, che punta, mette al centro la donna, come sempre, ma questa volta coniugata sotto la tematica di donne e lavoro, e si va in biblioteca, sì, è l'acronimo di Soroptimist International. Ne parleremo dopo di questo percorso, perché sì, sono anche perché voglio farvi molto vedere poi interessanti. il video che ci hai portato, di quello che è insomma il trailer del Soroptimist nazionale. Avete visto poco fa dei vini sul nostro tavolo che adesso Gerlando ha spostato in un angolino loro dedicati. Dicevamo la scorsa settimana San Martino, che è il giorno ufficiale del mosto che diventa vino. Paolo Pella, è stato anche così? C'è quest'anno San Martino il mosto è diventato vino, oppure un giorno in più, un giorno in meno non cambia niente, insomma? Beh, ancora è un po' prematura per avere appunto la contezza di quello che è stata la vendemmia 2017, però già ci sono dei buoni presupposti, anche perché ogni mosto è vino per la festa di San Martino, però ancora bisogna affinarlo per poter portare in tavola un prodotto sicuramente un po' più pastoso e che abbia un certo riscontro rispetto al... E cosa mi hanno fatto bere a me allora? Cioè, questo è il vino novello, ora è il vino nuovo, c'è un po' di differenza tra le due cose, no? Ci sono determinati processi di lavorazione per quello che poi si mette a tavola per un vino novello, oppure per il cosiddetto vino di casa. Non è sicuramente male, è quello che sarà, è un anticipo di quello che poi potrà verificarsi nel mese di maggio-giugno rispetto a quello che stiamo bevendo adesso. Ma secondo quello che è stata la vendemmia e quindi poi insomma il processo che porterà a bere le bottiglie magari tra qualche giorno, la previsione com'è? Beh, la previsione quest'anno purtroppo abbiamo avuto in Sicilia un'annata non di certo ottima per quanto riguarda le quantità, molto calda. Secca. Purtroppo sì, ma la pioggia è mancata dal mese di aprile, quindi abbiamo cominciato ad assaggiare la pioggia adesso qualche settimana fa, qua a novembre. Però fortunatamente i vigneti hanno reagito bene, ovviamente abbiamo avuto un calo di produzione per quanto riguarda la quantità, però la qualità si è mantenuta nel range prestabiliti e siamo riusciti a mettere appunto in vasca dell'uva che... Tu l'hai assaggiato il tuo, dillo francamente. L'ho assaggiato. Solo tu? Come, no, ancora un segreto, no? Con l'enologo. Abbiamo potuto assaggiare il vino, certo ancora c'è appunto in lavorazione, però abbiamo un buon prodotto in vasca. Alla vendemmia 2017 solitamente per i bianchi canonicamente si cominciava a mettere in commercio intorno al mese di marzo-aprile. Per i rossi, siccome hanno bisogno un po' più di maturazione, un po' di tranquillità, perché un vino bisogna comunque interpretarlo come una persona, sì. Cioè c'è il momento della raccolta che è la nascita, e quindi vuole il suo tempo. Una volta poi pronto si metterà in bottiglia e si potrà gustare. Nero d'Avola su tutto come al solito? No, noi facciamo Nero d'Avola, abbiamo diverse varietà nei nostri campi. Abbiamo Nero d'Avola, Grillo, Chardonnay, Cataratto lucido e il Perricone. Bene, poi parleremo anche delle bottiglie che ci hai portato. Adriana, inglese, francese, di che cosa parliamo? Inglese possibilmente. Inglese possibilmente, no, io non ci parlo, quindi diciamo per me una lingua vale l'altra, ma diciamo Soroptimist, cioè la pronuncia potrebbe andare o ancora è un po'... Forse la deputata a dare una risposta agli anni. Qual è la pronuncia? Soroptimist. Eurolingue è una scuola che dà diverse possibilità, ma a parte quelle che possono essere le possibilità lavorative, anche quelle che possono essere le richieste personali, no? Perché oggi saper parlare l'inglese, anche se non vai fuori, ma solo su internet, a volte a fare degli acquisti, delle chat, credo che sia ormai diventato indispensabile. Sì, fa parte della nostra vita, che ci piaccia o no dobbiamo tenerne conto, e quindi che sia per viaggio, per piacere, per divertimento, per lavoro, per studio, è una parte imprescindibile della nostra vita, della nostra carriera e del nostro studio, soprattutto la scuola ufficiale credo che ancora non l'abbia capito questo. Ma devo dire si riserva pochissimo spazio non è più come prima, devo dire che cose sono migliorate anche nella scuola pubblica, un po' grazie anche insomma, agli interventi europei, ai PON, che hanno sicuramente dato una mano. Io faccio questo da 25 anni e faccio esami nelle scuole pubbliche dal 2001, insomma,
un po' mi sono fatto un'idea. Certo, il mio liceo mi dava 2 ore di francese alla settimana, quindi sì, diciamo... c'è stato un taglio recentemente nelle ore, purtroppo nelle ore curricolari, però nonostante questo ci sono stati interventi nelle scuole, anche nelle scuole pubbliche di potenziamento, che hanno permesso ai ragazzi di raggiungere, insomma, livelli sicuramente migliori rispetto a un decennio o un ventennio fa. Ma c'è fame di saper parlare inglese, francese, e non basta mai, o le nuove lingue, non lo so, il cinese, l'arabo? Sì, diciamo che la richiesta maggiore chiaramente è l'inglese in questo momento. Noi ci occupiamo anche di spagnolo, francese, tedesco, arabo, abbiamo avuto qualche richiesta di cinese, russo, quindi insomma sì, cerchiamo di allargare la nostra offerta formativa il più possibile, ma chiaramente l'attenzione principale è... Ma per una fame personale di lingue o anche per una necessità lavorativa o anche un accrescimento di quelli che ormai si chiamano i crediti, no? Per accedere ai concorsi? I ragazzi devono essere attrezzati ad affrontare la vita, affrontare l'università, gli studi, qualunque cosa. Un curriculum, una certificazione Cambridge, che poi insomma quello di cui ci occupiamo in particolare, sicuramente apre molte porte, apre insomma tantissime porte, è una garanzia, insomma una marcia in più che gli permette sicuramente di andare avanti, qualunque sia la prospettiva, insomma, e l'attività che loro vogliano fare in Maestro, futuro. parlano inglese i tuoi alunni? Sì, anche. Io intervengo a questo dibattito per dire che sono stato in America nell'86 e ho fatto un corso di full immersion per cavarmela in America, ma ho visto che anche la lingua siciliana non è seconda, perché la parlavano tutti. Io mi trovavo a parlare con una persona e parlava in inglese correntemente, arrivato a un certo momento lo sentivo che diceva next please, quando ci sto fanno comincia a dire avanti a quindi li sentivo parlare anche in un inglese, parca sto carro, maybe ne vediamo tomorrow, ce l'hai una giubitedda, quindi dico anche questo misto siciliano, questo misto siciliano serve, per cui a un certo momento mi sono detto ma che mi è servita chiamare una persona a Palermo che mi faceva fare conversation every day e poi mi sono trovato a parlare il siciliano, quello antico. Ma in realtà per il lavoro necessita, dico io, non per raccontare le mie cose personali, per esempio mia figlia ha finito il percorso di studi universitari, adesso ha bisogno di alcune specializzazioni, non mi ricordo B2, C1, insomma queste sigle un po' così che sono quasi indispensabili praticamente. Porto un esempio molto pratico, è uscito da qualche giorno il concorso INPS dove è richiesto inaspettatamente, a quanto pare, il livello B2, il Fair Certificate, che è appunto una certificazione Cambridge English. Ah, quindi ricordo bene allora che c'era questa sigla. Esiste. E quindi tutti si allarmano, si attivano, però è evidente che non è che cioè sono livelli alti, sono livelli che vanno costruiti nel tempo, quindi non si raggiungono in un mese, in 2 mesi, neanche in un anno. Cioè non metti il microchip e fai il translator così. No. Ci vuole un impegno dietro costante che nasce da piccoli. Noi abbiamo bambini di 3 anni che cominciano con noi e abbiamo insegnanti maschi anche, quindi insomma ci siamo aperti. Quindi è meglio fare un percorso graduale, assolutamente. Iniziare come una scuola elementare, l'ABC. Va pianificato, va organizzato per tempo, prima si comincia meglio e non abbiate paura, cioè molti arrivano di genitori magari ansiosi ma sono troppo piccoli, non sono mai troppo piccoli, prima si comincia meglio è. Ma noi siciliani siamo europei o? Abbastanza, diciamo ci piace molto viaggiare, siamo molto aperti verso l'esterno, quindi sì, insomma c'è questa propensione sicuramente. E dire che noi nel nostro DNA dovremmo avere tante lingue, no? Per le dominazioni che abbiamo avuto, quindi dovremmo un po' andarla a riscoprire. Molto è sepolto a volte, lo studio che magari si fa a scuola rimane un po' arrugginito, però riportandolo a galla tutto insomma riemerge Per quanto riguarda la tua esperienza, per iniziare a dire buongiorno, buonasera e magari a farsi capire quando uno va in gita al ristorante oppure al museo? Ma noi abbiamo corsi, diciamo un corso base, almeno 60-90 ore per cominciare a masticare qualcosa partendo da un livello principiante. C'è da dire che i nostri insegnanti, essendo madrelingua specializzati, insomma con una attenzione particolare allo studente, chiaramente cercano di mettere gli studenti il più possibile in contatto con la lingua, appunto con la comunicazione, quindi non è lo studio magari che si fa a scuola che è un po' più classico, più basato sul
sui libri o certo, sulla per grammatica. chi poi lo deve come si usare faceva. per lavoro, poi ha bisogno di un percorso specialistico diverso. Sì, no? poi magari abbiamo delle ditte, delle industrie che si rivolgono a noi perché hanno necessità specifiche, quindi in quel caso lavoriamo sulle necessità particolari. Paolo Vella, poi con 2 bicchieri di vino poi Si sistema tutto, riusciamo a comunicare. beviamo con moderazione, vini buoni, di ottima qualità, ma sempre con moderazione. E conosciamo anche il nostro enterostomista, è una parola un po' difficile che magari Lillo Volpe ci vuole spiegare. Sì, buonasera, l'enterostomista è un infermiere che si specializza con dei master o delle scuole. Io ho fatto una scuola con l'associazione AISTOM, che è l'associazione italiana stomizzati, oppure si può raggiungere questo livello di specializzazione tramite dei master che organizzano le università. L'enterostomista si prende cura della persona stomizzata. La persona stomizzata è una persona, io la chiamo persona perché non è un paziente, non è una patologia, ma una condizione di vita che si può affrontare tranquillamente e serenamente avendo una persona specializzata che abbia delle competenze specifiche che la possa seguire nel tempo, perché questa condizione di vita si raggiunge avendo un buon caregiver già subito nell'immediato nel reparto dove viene effettuata la stomia. La stomia che parte di corpo stiamo parlando? La stomia è praticamente una bocca, deriva dal greco, è bocca, è un'apertura che si crea. È una cosa che ha radici antichissime. Una volta veniva fatta una cecostomia quando si era una persona nelle condizioni di non evacuare, stiamo parlando di questo, veniva fatta nell'immediato una cecostomia e gli si consentiva di evacuare un percorso alternativo. Sì. E quindi la stomia, per poterla affrontare bene, come dicevo prima, bisogna essere eseguiti correttamente. Quindi il lavoro dell'enterostomista è quello di seguire la persona stomizzata già prima di effettuare l'intervento chirurgico, quindi già facendo un colloquio informativo, si informa la persona della condizione di vita che andrà a affrontare, come vivrà con la stomia, quali sono le condizioni, perché informare la persona è la cosa più bella che possa esistere. Una persona informata che non sa, che sa già quello che va incontro, è la cosa più bella che possa esistere a questo mondo. Noi parliamo a volte anche un po' di numeri. Nel nostro territorio, questa patologia, chiamiamola così, che allora, ad Agrigento, provincia, abbiamo 630 persone stomizzate. In tutta Italia abbiamo 70.000 pazienti. È un numero che va in crescendo perché sempre con ormai la persona, ormai tutti abbiamo dei livelli assistenziali molto alti e quindi l'età è avanzata, le persone sono molto più longevi e quindi si richiedono molto più assistenza. La persona stomizzata, riallacciandomi al discorso che stavo facendo prima, avendo un colloquio informativo corretto e quindi facendo già un disegno preoperatorio, già iniziando a conoscere dove sarà il punto dove verrà confezionata la stomia e educando già la persona a vivere con la stomia nel percorso post-operatorio, educando sia la persona stomizzata che anche la famiglia, perché è una condizione di vita che vive anche poi tutta la meglio, famiglia. è normale, Si vive meglio sia lui che perché bisogna rieducare la persona a di nuovo a riattivare la propria vita, la propria personalità. E l'associazione AISTOM Agrigento, che è stata costituita, mira proprio a questo, no? Cioè sia esatto. al paziente che alla famiglia per fare un percorso unico. Io lavoro presso la chirurgia di Agrigento, che in questo momento sta vivendo un momento d'oro perché stiamo raggiungendo dei livelli assistenziali molto alti con l'arrivo del professore Sciumè. Io quando dico che l'ospedale va bene mi fa paura, cioè nel senso, se l'ospedale va bene vuol dire che la popolazione va male, cioè che è più ammalata, no? Cioè questo... Purtroppo ci sono delle patologie con cui ci dobbiamo confrontare e quindi bisogna dare, ormai le persone sono molto informate sulla medicina tramite internet o altri mezzi di comunicazione, quindi abbiamo delle persone che sono molto preparate in merito e quindi bisogna dare delle risposte adeguate. Poi approfondiremo anche di questo incontro che avete fatto come AISTOM, un sacco di vita, quello che è successo in questo vostro, chiamiamolo così, convegno? È stato un incontro perché... Ne parliamo dopo perché voglio far conoscere al nostro pubblico anche il nostro ospite musicale, Salvatore Danna,
diciamo, ormai noi abbiamo un po' aperto una collaborazione con Sirius e con altre scuole, perché vogliamo dare il nostro piccolo contributo a questi ragazzi che studiano, che vogliono proporsi nel palcoscenico musicale, e anche noi insomma gli diamo un po' di visibilità. È anche il caso di Salvatore Danna. Salvatore, ti vuoi fare conoscere? Sì, io mi chiamo Salvatore, ho 26 anni. Già dall'età di 16 anni ho iniziato ad approcciarmi al canto, quindi ho iniziato da autodidatta, inizialmente documentandomi attraverso libri, internet, e poi successivamente attraverso la chiesa, diciamo, e diverse altre esperienze. Poi sono arrivato alla scuola di canto di Denise Lombardo con la direzione di Rita Costa, che tuttora mi seguono. Certo, come diciamo anche in altre occasioni, bisogna avere la dote, la qualità naturale, però lo studio delle tecniche, l'approfondimento è quello che poi ti fa crescere. È importante, assolutamente sì, per andare avanti, perché giustamente fermandosi non si può più diciamo, procedere per un qualcosa di maggiore, cioè non si può migliorare. Devi sapere sfruttare al sì, meglio le tue qualità. Altrimenti siamo limitati, diciamo. Hai avuto modo di esibirti, insomma, allora, di sì, farti io apprezzare da un pubblico esterno, ecco. Sì, ho fatto diverse esperienze, diciamo che quella che è stata più recente è quella fatta col maestro Pippo Flora. Abbiamo aperto la stagione teatrale nel 2015 assieme ad altri artisti e ho avuto questo piacere. Oltretutto io sono un grande appassionato di musical e per me, conoscendo il maestro Pippo Flora e i Promessi Sposi eccetera eccetera, diciamo che è stata una bella esperienza assolutamente da rifare. E questo tuo amore, questa tua passione è anche il tuo lavoro o vuole essere anche il tuo lavoro? Ma per il momento non lo è, però chissà, più avanti sperando di sì, perché ci sono altri progetti e speriamo bene, diciamo. E te lo auguriamo con tutto il cuore. E naturalmente ti abbiamo invitato anche per esibirti, insomma, per sentirti cantare. Che cosa ci hai preparato, Salvatore? Io ho portato un pezzo di Fabrizio Moro di Sanremo di quest'anno, si chiama Portami Via. Bene, conquista il centro allora del nostro studio. A Target per voi Salvatore Danna. Portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provo, dall'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è. Così com'è, imprevedibile. Portami via dai momenti, da questi anni invadenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Tu portami via quando torna la paura e non so più reagire, dai rimorsi e dagli errori che continuo a fare, mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi nei suoi piedi con la testa fra le mani, se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è. Chissà dov'è, imprevedibile. Portami via dai momenti, da questi anni invadenti, dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia. Amore mio, portami via. Na, 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 na. Na, 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 tu sai comprendere questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà, da qui all'eternità.
arrendere. Portami via dai momenti, da questi anni violenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Na 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 Bravo veramente Salvatore Danna, questi applausi te li meriti tutti. Maestro Maurizio, come è andato il ragazzo? Tu sei insomma un musicista, puoi fare anche un po' il giudice. Veramente bella la scelta del testo, della musica, ha fatto una bellissima interpretazione, devo dire complimenti. Maurizio, tra le tante cose che fa, è anche scrittore. Poco fa ci ha detto che ci ha anticipato appunto la storia delle quote azzurre nella scuola, che sarà presentato, sarà esposto alla RAI, ma so che c'è anche un tuo lavoro che sarà prossimo alle stampe, allora ne approfittiamo per parlare, anche perché io ti ho rubato, forse tu non lo sai perché me l'avevi data in confidenza, il prototipo di quello che sarà la copertina di questo nuovo lavoro. C'è la foto 1, Piero, prego se la puoi mandare in onda, ecco qua. Le avventure di Lino Panno, te l'ho rubata. È un altro maestro, ho voluto scrivere questa storia, saranno 5 libri, perché era un regalo che volevo fare a tutti i bambini che hanno lavorato con me. A tutti ho raccontato le storie di Lino Panno, che è un maestro speciale, uno che vuole abituare i bambini ad affrontare tutte le difficoltà. Lui si trova sempre in tutte le situazioni più difficili, dà dei consigli, insomma, fa arrestare ladri, interviene sempre in tutte le situazioni e diverte. E quindi i bambini mi chiedevano sempre: ci racconta una storia di Lino Panno? A furia di raccontare, le inventava al momento e dopo estemporanea, le ho volute scrivere, ne è nato il libro con la casa editrice Canat, con le illustrazioni di Marina Scarcella, e questo libro sarà a Natale pronto, e quindi i bambini potranno, soprattutto tutti i bambini che ho avuto in tutti questi anni, da quando faccio il maestro, più di 35 anni, a quelli della mia scuola ho detto: a quelli che si impegnano glielo regalerò. Ma c'è una storia di Lino Panno di 30 secondi? Sì, Lino Panno un giorno c'era un suo amico che gli ha detto che voleva fare una scommessa. Doveva portare una torta con 20 candeline, con una motocicletta, le doveva prendere con una sola mano, quindi con una mano doveva guidare la moto e doveva portare questa torta con le candeline a destinazione. Lino gliel'ha detto: guarda che tu non puoi guidare solo con una mano, possono succedere cose gravi, questa scommessa la perderai. Ma quello ha detto: no, io la voglio fare assolutamente. Che cosa è successo? Che il semaforo è scattato dal giallo al rosso, lui ha frenato, è successo un incidente, macchine che hanno preso fuoco, insomma un inferno, e Lino alla fine gliel'ha detto: bisogna ascoltarli maestri, che altrimenti ci si ritrova in queste situazioni. Una giornata che è stata bloccata il traffico, cose straordinarie, voglio dire. Nancy, queste storie aiutano anche naturalmente a crescere, aiutano a far comprendere, aiutano a sorridere, a crescere, a superare tutte le paure e a prendere la vita con gioia. Vediamo che dice la maestra. Se si iniziano a raccontare sin dai primi anni si hanno buoni risultati. Io sono contenta, per esempio quest'anno una seconda classe, non li sprono più, al mattino li vedo nell'angolino della biblioteca, che poi sono 4 cassette di frutta e verdura colorate, e lì loro hanno il foglio al muro dove scrivono, tagliano quello che hanno restituito, scrivono quello che prenderanno, e ho capito che ho gettato quel semino. I maestri fanno questo. I maestri sono l'essenza. I maestri e le maestre. Infatti c'era un articolo di un giornalista che diceva: Dio li creò uomo e donna, come dire, un bambino va educato sia dal maestro che dalla maestra, da tutte e due, perché tutte e due hanno un modo diverso di approcciare, e allora dobbiamo darglielo questo. Nelle storie di Lino Panno alla fine c'è un maestro che cerca di far superare le paure, va nella casa stregata, fa capire a tutti quanti che non bisogna avere paura delle difficoltà, ma bisogna affrontarle. E quando un ladro l'ha minacciato, gli ha detto: ti staccherò tutti i capelli che hai in testa, gli ha detto al ladro: però dovrai fare i conti con questo cane. Lui ha istruito un cane che doveva
doveva frenare i ladri e non gli doveva fare del male, gli doveva strappare solo i pantaloni e lasciarli in mutande, in un certo qual modo li umiliava, e queste cose fanno ridere ma fanno anche riflettere, perché noi ridiamo poco e questa è una cosa sulla quale Maurizio Piscopo è anche questo. E Rosaria Leto, che Soroptimist hai consegnato a Iana? Penso di avere consegnato un Soroptimist molto vivace, che crede nelle proprie possibilità, con socie desiderose di spendersi nei temi del Soroptimist e di spendersi nel territorio, di un Soroptimist che si è esteso al di fuori di Agrigento, perché nel mio biennio abbiamo portato tante cose anche nelle scuole della provincia, visto che noi siamo l'unico club di tutta la provincia di Agrigento. È un club quindi proiettato molto all'esterno, che segue le indicazioni nazionali, ma che, se mi permettete, le caratterizza, come dicevo prima, le personalizza con quello che ha. Quindi è un Soroptimist che nel biennio che abbiamo appena iniziato con la guida magistrale di Iana sicuramente raggiungerà obiettivi ancora più alti. Bene, quindi il timone di Soroptimist Agrigento a Iana Simpanen, che mi parlava proprio di una specie di direttive nazionali che ci sono nel corso del biennio. Esattamente, ogni biennio ha una presidente nazionale che dà le proprie linee programmatiche. Per questo biennio 17-19 abbiamo due progetti principali, Donne e Lavoro e il Si va in biblioteca, quindi avevo detto poco fa, Si sta per Soroptimist International. Il primo progetto si articola in 4 azioni principali: si fa STEM, si forma, si sostiene e si aggiorna. Noi abbiamo già subito sposato una delle 4 azioni, che si sostiene, che si rivolge alle donne di categorie fragili, le donne le ragazze ristrette, le detenute. In questo gruppo fanno parte anche chiaramente le donne vittime di violenza o le donne straniere in Italia. La nostra azione, siamo il primo club in Sicilia ad iniziare un progetto presso una casa circondariale. Abbiamo già fatto la presentazione del nostro progetto, che è il progetto di una compagnia teatrale integrata. Significa che andremo, saremo 6 volontarie socie del club Soroptimist di Agrigento, che andremo insieme alle detenute, andiamo a trovare le detenute, a formare questa compagnia teatrale. Eseguiremo questo canovaccio molto aperto, perché le detenute sono di diverse etnie, non sappiamo le loro competenze da spendere sul palcoscenico o nella lavorazione per lo spettacolo, che è la lavorazione che va dal trucco al parrucco, alla scenografia e compagnia teatrale fattoria completa praticamente. È quello che è lo scopo del Soroptimist, il si sostiene, altrimenti avrebbe un altro nome, è quello di far sì che dopo le 40 ore spese al creare questo spettacolo con le diverse professionalità, alle ragazze ristrette, così come vengono chiamate nelle carceri o presso le case circondariali, verrà rilasciato un attestato non di partecipazione ma di corso di formazione, che loro possono spendere una volta uscite dalla loro detenzione. Bene, quindi è molto importante. Dicevamo anche che avevi preparato con il nostro c'è un video, perché una delle... Cos'è? Allora, le spiego subito di che cosa si tratta. Quest'anno la nostra Presidente nazionale dà molta importanza alla comunicazione esterna, fare conoscere il Soroptimist, farne un logo, farne un brand. Quindi ha preparato tanto materiale che noi possiamo portare quando andiamo a fare gli incontri con le istituzioni, per far sì di fare conoscere ancora di più, non far conoscere, perché già il Soroptimist anche ad Agrigento è conosciuto grazie a tutte le presidenti che ci sono state prima di me, ma di fare conoscere il Soroptimist di questo biennio, gli obiettivi di questo biennio, oltre alla storia del Soroptimist che risale al 1921, quando fu fondato negli Stati Uniti. Bene, vediamo allora questo video. Prego la regia di mandare integralmente il video di Soroptimist.
Immagina una donna che lavora, un'avvocata per esempio, che collabora con un'altra donna che lavora, una biologa per esempio, le quali collaborano con tante altre donne che esercitano professioni diverse. Questo è il Soroptimist. Donne che insieme creano progetti concreti per sviluppare il potenziale delle donne. Donne che danno voce alle donne presso le organizzazioni per la tutela dei diritti umani e delle pari opportunità. Donne che offrono opportunità a chi ne ha bisogno. Il Soroptimist è in tutto il mondo. L'Italia conta più di 150 club, quasi 6.000 socie, tantissimi progetti. Insieme diamo valore al futuro delle donne. Soroptimist International d'Italia. Vuoi saperne di più? Chiedimi perché sono soroptimista. Io rispondo subito. Del soroptimista e io sono soroptimista perché credo nella forza delle donne e nella nostra capacità di contribuire a cambiare in meglio il mondo. Bene, 2 anni allora intensi che vi aspettano. Volevo dire ancora per il progetto Le brutte natroccole, perché ha questo titolo, vede la collaborazione del Soroptimist Club di Agrigento con, su invito del CPA di Agrigento, il suo dirigente scolastico ingegnere Santino Lopresti, ci saranno 2 docenti della scuola che ci affiancheranno nel nostro operato dentro la casa circondariale, quindi un lavoro, sì, questo è soltanto un primo passo. Volevo dire che la scelta del colore della mia blusa non è casuale, ma si collega ad una fotografia che ha fatto vedere Rosaria poco fa del suo biennio, perché la forza del Soroptimist è quella anche di continuare i progetti buoni, non buttiamo nulla di quello che ha funzionato nel passato. Bene, tra 3-4 mesi allora ti interrogheremo. Ma dico subito perché l'arancione, come avete visto nelle fotografie, il 25 di novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ci vedrà tutte le soroptimiste d'Europa per 16 giorni ad illuminare, a colorare il mondo di arancione per dire no alla violenza. Quindi gli stessi luoghi che Rosaria ha illuminato l'anno scorso l'hanno illuminati anche quest'anno, e l'ente parco ci ha concesso anche l'illuminazione dell'ulivo patriarca che è vicino al tempio di Giunone, quindi sia la arancione, valle, anche arancione assolutamente, Orange the World, coloriamo il mondo di arancione per 16 giorni di attivismo per dire no alla violenza. Bene, professoressa Adriani, io avrei detto orange e non l'ho detto bene, no? Ma lei si venga a fare un corso ma ne ho bisogno, ne ho necessità. Ritornando all'Eurolingue, dicevamo tutto quello che è il percorso che voi offrite, lo vogliamo... Sì, è un percorso che nasce intanto 25 anni fa, perché appunto è quello... Una grande esperienza, una grande professionalità. Sì, una grande esperienza, una lunga esperienza, poi nel 96 siamo diventati sede di esame, quindi Cambridge English, che ci ha accompagnato insomma in questo percorso tantissimo, insomma, e che abbiamo portato un po' ovunque, in tutte le scuole del territorio, insomma. E qua ci sono le colleghe che possono dire anche nella nostra, l'ho riconosciuta. Penso che siamo stati la prima scuola, liceo classico e gentile, come scuola superiore. Sì, come scuola superiore è stato una delle prime, insomma, che ci ha sostenuto insieme al liceo scientifico. Insomma, devo dire che sul territorio per parlare bene l'americano bisogna avere il chewing gum in bocca, no? Sì, aiuta. Dicevamo quindi il percorso personale, ma anche il percorso... Il percorso sì, è un'offerta formativa abbastanza ampia, insomma offriamo corsi per tutte le esigenze, corsi di inglese o di altre lingue, come dicevamo prima, mirate per lo più alle certificazioni, perché poi i ragazzi o anche gli adulti, i bambini hanno bisogno di un obiettivo, sia un obiettivo diciamo che gli dia la soddisfazione finale di aver raggiunto qualcosa, sia un obiettivo che gli dia anche una certificazione, insomma qualcosa di spendibile poi nel mercato del lavoro, nell'università. Quindi hanno tutti dei gradini diciamo da superare, per questo dicevo è bene cominciare prima, perché poco a poco insomma nel tempo si riesce a fare bene. Noi abbiamo avuto quest'anno una ragazza, la cito sempre, che insomma si è laureata, possiamo dire, con noi all'Eurolingue dopo aver iniziato quando era poco più di una bambina con un livello proficiency, che vuol dire
insomma vuol dire un livello altissimo, il livello più alto della conoscenza delle lingue, ad appena 18 anni, quindi uscire dalla scuola superiore con un bagaglio così ricco sicuramente dà una marcia in più. L'ultima cosa che volevo dire certo. è che da quest'anno siamo particolarmente orgogliosi perché siamo diventati Scuola AISLI, un'associazione appunto delle scuole di lingue italiane. Siamo particolarmente orgogliosi perché è un'associazione che riunisce le scuole di eccellenza, sono soltanto 4 in Sicilia, noi siamo insomma una di queste 4 scuole, 45 in tutta Italia, è stato un percorso faticosissimo. Ma noi a Target ospitiamo praticamente bene. sempre eccellenze, quindi insomma, questo ce ne fa merito anche io ringrazio tutti i miei collaboratori, insegnanti, lo staff, perché è stato un lavoro faticoso, però ci ha premiato insomma, con un risultato veramente eccellente. Adesso siamo orgogliosi di fare parte dell'AISLI. E a proposito di eccellenze, i vini Vella so che insomma, si stanno ritagliando un ottimo spazio nel mercato non solo italiano ma anche internazionale. Esatto. In realtà la nostra non è un'azienda che nasce praticamente 3 anni fa, quando abbiamo sposato il progetto della bottiglia. L'ha fondata mio nonno per più di 60 anni fa, ha cominciato a coltivare vigneti sin da piccolo insomma. Poi successivamente con la generazione di mio padre e poi io abbiamo cominciato a finalizzare i nostri prodotti alla bottiglia, però piano piano ovviamente il vino è un mercato abbastanza saturo in Sicilia e per i siciliani soprattutto, perché si beve moltissimo vino già conosciuto, quello che praticamente ha fatto la storia delle bottiglie, però non è detto che nelle bottiglie meno conosciute vi sia un vino meno pregiato rispetto a quello che si trova diciamo cronicamente nei ristoranti o altro. Noi fortunatamente il nostro progetto di marketing ha trovato abbastanza, diciamo, le porte abbastanza aperte per quanto riguarda l'incentrazione commerciale del nostro prodotto. Siamo presenti in Germania, in Belgio, un po' in Francia e ovviamente nei ristoranti agrigentini e in alcune enoteche agrigentine. Però è un lavoro molto duro e che va piantonato diciamo, giornalmente e quotidianamente, cercando sempre di ad iniziare naturalmente dal prodotto essenziale che è la vite, no? che è l'uva. Certo, poi l'enologo ci mette del suo, insomma, diciamo, perché... Noi siamo, la nostra azienda è a regime biologico, per cui è molto limitata nell'utilizzare determinati additivi o lieviti per quanto riguarda la vinificazione. Anche in coltura nei campi bisogna fare molta attenzione a quello che si mette appunto nel vigneto. Ad esempio vi è una concimazione naturale, avviene per esempio l'impianto la seminazione del favino e poi successivamente perché è ricco d'azoto. Quando viene nel periodo della fioritura viene direttamente macinato all'interno del terreno per poter sostenere la pianta nei momenti di difficoltà. Come un processo particolare che deve seguire dei canoni, degli standard. Sì. Tu ci hai portato 3 bottiglie, sì. Gerlando, li vogliamo inquadrare queste nostre amiche qua? Cosa si tratta? Abbiamo un nero d'avola. Adesso arriva Gerlando, arriva in bottiglia, ecco qua. Esatto. Come vedete c'è il connubio che è all'estrema sinistra, il pavè e il platanì. Sono tutti quanti dei vini a regime biologico, appunto il platanì è derivante dalle uve grillo, solo grillo. Il nero d'avola ha un affinamento in acciaio, non fa passaggio in barrica, è un vino abbastanza beverino d'annata. Questo qua è la vendemmia del 2016. È solamente nero d'avola. Il connubio invece è appunto l'unione, un uvaggio di 2 vigneti che sono il grillo prettamente siciliano e rientra nell'autoctono e nella DOC Sicilia, e lo Chardonnay che è un vigneto francese che in Sicilia, in Italia, che tutti mi dicono che in Sicilia ha trovato il terreno forse migliore ancora della Francia. Le condizioni climatiche della Sicilia fortunatamente favoriscono la crescita. Fate bollicine? No, ancora no, è un progetto, ci vuole ancora un po' di tempo, però non è un progetto lontano dalle nostre. Ma per bere questo vino bisogna sempre prendere il bicchiere, bisogna muoverlo, bisogna bisogna poi sentire tutti gli odori, i profumi. Ovviamente è necessaria anche una preparazione, un amatore magari può dire la sua e sicuramente dirà la sua, sperando di azzeccare su quello che c'è scritto sull'etichetta, però comunque sì, è necessario far ossiggenare il vino. Ma adesso con gli aperitivi e gli apericena i vini sono insomma padroni assoluti. I bianchi, più che altro i bianchi. Il rosso ha un contenuto tannico appunto un po' più elevato e va assaporato con delle carni, dei formaggi e si riesce ad apprezzarlo in maniera ottimale. I bianchi sono dei vini un po' più beverini, d'aperitivo appunto.
Bene, complimenti allora anche all'azienda Vella. Ritorniamo all'Alstom, dicevamo un sacco di vita, tante cose in questa frase, il sacco che caratterizza lo stomatizzato, ma anche un sacco di vita nel dire che insomma siamo presenti, attivi, esatto, no Lillo? Sì. Questo è uno slogan che abbiamo voluto lanciare assieme alle persone stomizzate. L'idea di un sacco di vita, abbiamo avuto un incontro con la nostra presidente Maria Venia e volevamo dare un titolo, uno slogan che facesse colpo un po' sulle persone, perché noi abbiamo organizzato questo incontro per far conoscere e farci conoscere come associazione e come ente ostomista. Proprio la scorsa settimana al collegio Il giorno 10 è stato un momento molto importante perché c'è stata molta partecipazione da parte delle persone stomizzate, siamo arrivati quasi a 100 presenze, numero che prima era difficile raggiungere, ma oggi anche la popolazione agrigentina e la popolazione della provincia di Agrigento sente molto questo tipo di problematica e quindi vuole anche un aiuto, vuole qualcuno che l'aiuta, quindi la prima cosa che può fare è essere presente in questi incontri e far vedere la sua presenza e far vedere che l'argomento interessa in prima persona anche a loro. Dicevi quindi, del reparto di chirurgia all'ospedale di Agrigento che cosa? Un'attenzione particolare per voi? Sì. O il reparto diciamo è deputato a... Io lavoro presso l'unità operativa di chirurgia di Agrigento, presso l'ambulatorio e lì mi vedevo arrivare tantissime persone stomizzate, però all'inizio non avevo non avevo le competenze per assistere questo tipo di patologia o di condizione di vita, quindi mi sono premurato di fare la scuola per enterostomista con l'Alstom nazionale e oggi vedo che le persone apprezzano tantissimo questo tipo di servizio, perché la persona stomizzata va riabilitata dopo aver confezionato la stomia, ha la sua vita normale, lavorativa, sociale e familiare, anche la vita col partner, perché capiamo benissimo come una persona stomizzata fa fatica a mostrarsi nella sua interezza al partner, proprio le persone giovani. La stomia viene confezionata a persone che hanno diverse patologie, può essere confezionata per persone che hanno tipo morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa o anche un fattore traumatico. Ricordiamo Papa Giovanni Paolo II, a seguito dell'attentato, gli è stata confezionata una stomia. E noi abbiamo voluto dedicare la nostra sezione ad Agrigento a Papa Giovanni Paolo II, intanto perché è stata una persona stomizzata, poi è stata anche qua ad Agrigento con noi. Dicevo che la persona stomizzata va aiutata, quindi bisogna avere delle persone dedicate che abbiano delle giuste competenze. Come dicevo prima, ci sono delle persone anche giovanissime che hanno questa condizione di vita, ci sono anche delle persone che già nascono con delle malformazioni e quindi si deve confezionare una stomia. Io mi ricordo quando ho fatto il corso, è venuto il collega a relazionare questo tipo di problematica, all'accensione delle luci eravamo tutti con le lacrime agli occhi, perché vedere un bambino neonato con una stomia è una cosa che fa colpo veramente, fa tanta... Bene, buon lavoro allora Lillo a te e a tutti quelli, insomma anche con l'associazione che... Io volevo aggiungere un'altra cosa, perché il lavoro dell'enterostomista lavora tantissimo per far conoscere questo tipo di specializzazione. Io faccio parte di un gruppo a livello nazionale che è il Gesto, il quale siamo enterostomisti del sud, centro e nord, che ci incontriamo 2 volte l'anno tutti assieme, in più ci interfacciamo a livello anche internazionale. Quindi magari un giovane che si appresta alla professione di infermiere potrebbe scegliere questa specializzazione. Esatto, è una cosa molto bella. Io quando parlo con le persone stomizzate è più quello che ricevo da parte loro che quello che certe volte do io a livello della mia professione. È una cosa bellissima vedere una persona che ti ringrazia e ti ride. Io quando parlo con le persone stomizzate amo guardarli negli occhi, perché voglio trasmettere proprio che posso essere una persona che gli posso dare aiuto e loro questo lo recepiscono. Anche il volontario, comunque chi fa
con molta passione il proprio lavoro, soprattutto in questo settore, molto spesso ci dice che è più quello che riceve che quello che dà. Esatto, è una cosa bellissima, è una sensazione che si prova veramente raramente. Io sono felice di fare questo lavoro. Bene. Ritorniamo con Salvatore, dicevamo il suo percorso, il suo amore per la musica, che potrebbe anche diventare un mestiere. Salvatore. Sì, nella vita diciamo che non si sa, cioè la vita è un'incognita, quindi non sappiamo quello che ci aspetta nel futuro. Al momento, però se uno vuole incanalarsi... Sì, quello sì, ovviamente non è semplice questo ambiente, lo sappiamo, però ovviamente adesso bisogna provarci. Solo queste trasmissioni televisive. I talent, sì. I che io X non so fino a che punto, fare. nel senso che molti giovani magari sono propensi nel fare casting, io non li ho mai Una volta fatto. cosa c'era, o Dammuso, la cantina, Maurizio, che ti dava, il folk studio, sì. Il folk studio, altri momenti. Io contrasto, diciamo, con le cose musicali, artistiche da 50 anni. Prossimo anno, dal 1968 al 2018, la compagnia Favarese compie 50 anni di attività. E dobbiamo festeggiarla alla grande. Ma ci proveremo, dobbiamo preparare a farlo. già. E vi assicuro che abbiamo suonato sulle Lape, sui camion adibiti a palcoscenici, nelle università, negli istituti di cultura, nelle carceri, negli ospedali. Io ho suonato dovunque e fino adesso me la sono cavata. E quando a Torino al Festival del Libro ci sono andato con Sogno e Passione, mi hanno detto: lei dove si è laureato? Io ho detto: non ho fatto la Bocconi né Oxford, ma mi sono laureato all'Università della Barba, perché mio maestro è stato un barbiere e io lì in quel salone ho appreso cose di scrittura, di musica e soprattutto di vita. Abbiamo già presentato qui a Target il lavoro della compagnia di Maurizio Piscopo assieme a Venturiello, Compagnia Popolare Favarese, Compagnia Popolare Favarese, la musica dei barbieri. E noi ti abbiamo preparato una sorpresa, Maurizio, nel senso che siamo andati a scovare su internet, su YouTube, e abbiamo proprio trovato un pezzo di barberia, credo che sia stato nel teatro di Roma. A Roma ci siete stati voi? Sì, Asti. No, a Roma proprio. A Roma siamo stati 3 volte. Credo che questo sia proprio in un teatro di Roma. Roma. Voglio precisare che noi saremo a Palermo con Barberia, con Palermo Capitale, credo al Teatro Biondo, all'inizio del 2018, perché questo spettacolo è stato in tutti i posti, ma a Palermo non è stato ancora presentato. Quindi avremo anche questo momento. Credo che la videoclip che abbiamo trovato sia di una vostra esibizione in un teatro di Roma. Appena lo vedrai tu sicuramente poi ci darai conferma. Prego la regia di mandare Barberia allora. Mia, come di colpo mi sembrò che il siciliano fosse l'unica lingua del mondo. E le ballate di Piazza Caracciolo a Palermo che brillavano nel sole di dicembre, e zio Rosario che mi guardava con quella smorfia di risate, e l'acqua che continuava a sgocciolare senza sosta dai blocchi di ghiaccio sui quali erano sistemate ceste di sarde, saraghi e tonnacchi e mazzure e mindole e mirruzze.
Ti sei riconosciuto? Eravamo al Teatro Vittoria di Roma, visto, sono stati tanti teatri ed è successa sempre la stessa cosa. Il Io pubblico consiglio si emozionava. di andarlo a vedere, io l'ho visto, è un'ora e mezzo, un'ora e un quarto esattamente, molto rilassante, rilassante, molto provato, quindi uno spettacolo. E io un giorno ho visto uno che è venuto a Milano 7 volte, all'ultima sera dico scusi, ma lei perché è venuto tutte queste? Mi ha detto intanto la persona che l'accompagnava, questo è un luminare della Calabria, un primario importante. Ha detto mio padre era barbiere, quindi tutte le volte che lui vedeva lo spettacolo rivedeva e riviveva tutta la sua storia e mi ha commosso, abbiamo parlato, mi ha detto sono a disposizione, io ho detto speriamo di non avere mai bisogno, ci dissi chiaro. Bene, allora siamo arrivati proprio alla fine del nostro appuntamento, come vi dicevo una bella puntata, una puntatona che è andata via veramente liscia liscia come il vino, o come l'olio, come il vino. Noi parliamo di vino. E nel ringraziare e salutare i nostri gentili ospiti per la loro presenza e partecipazione, chiedo di farlo come è la caratteristica di Target, ovvero non un semplice grazie e buonasera, ma con una frase, non lo so, una citazione, un pensiero, un qualcosa che possa farci proseguire la vita pensando in positivo, perché noi a proposito di vino il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno e vogliamo anche insomma che ci aiuti a vivere questo ottimismo che vogliamo trasmettere da Target. Grazie della presenza e della partecipazione a Salvatore Danna, cantante, e tanti auguri, insomma, in bocca al lupo per grazie Crepi, grazie. Il tuo pensiero? Il mio pensiero è quello di andare sempre avanti nonostante le difficoltà della vita, come nella canzone che ho cantato poco fa. Purtroppo la vita non ci riserva sempre sia delle gioie che delle sofferenze. Noi dobbiamo solo aggrapparci a delle cose che possono essere un'entità o comunque alla fede per andare avanti, perché sicuramente ci aiuta sicuramente nel nostro percorso. Grazie Salvatore Danna, grazie anche a Nancy Mannino, maestra. Grazie a voi, maestri e maestre d'Italia, unitevi, abbiamo il futuro nelle nostre mani. Grazie a Maurizio Piscopo, maestro, scrittore, musicista. Vorrei fare gli auguri intanto a un componente della nostra compagnia, che è Nino Nobile, che oggi compie gli anni, il più giovane, o più Nico. Vorrei dire una frase: leggetevi questo libro se vi fa piacere durante il periodo delle feste, insieme ai vostri figli, perché è un libro pensato e congegnato che il papà o la mamma raccontano al figlio una storia. E dico una frase che mi piace molto dire: chi fa felice un bambino fa felice se stesso. Grazie a Rosaria Leto, Soroptimist Agrigento. Io voglio chiudere con un auspicio. Abbiamo realizzato un convegno sul codice rosa che rappresenta un percorso dedicato alle vittime di violenza nei pronto soccorso, e siccome ieri è stato inaugurato nel nostro ospedale il nuovo pronto soccorso, mi auguro che possa trovare terreno fertile e che quindi anche lì le donne vittime di violenza possano avere un percorso privilegiato e particolare. Grazie a Jana Elena Simpanen per tanti auguri anche per il suo biennio in Soroptimisti. Grazie. Parafrasando il motto del biennio 2017-2019 del Soroptimisti International d'Italia, possiamo dare valore al futuro delle donne, ma anche degli uomini, di tutti quanti, insieme. Grazie a Lillo Volpe dell'associazione Aistom Agrigento. Sì, oggi è una giornata importante per gli enterostomisti. Oggi gli enterostomisti sono stati ricevuti da Papa Francesco, per me è un giorno molto importante. Volevo dire alle persone stomizzate che si può vivere questa condizione di vita con dignità e serenità. Grazie a Adriana Iacono, Eurolingue. Sì, io volevo invitare tutti a imparare le lingue, a parlarle, a conoscerle, perché non solo per motivi pratici, utilitaristici, ma proprio perché è bello, perché ci aprono mondi nuovi e ci avvicinano ad altre culture. Grazie a Paolo Vella e al suo vino. Grazie a voi per l'invito e per l'opportunità di essere presente a questa trasmissione. Beh, che dire, cerchiamo sempre di inseguire i propri sogni, i nostri sogni, e farli diventare realtà e cercare di migliorarsi sempre, non affannarsi mai alle intemperie della vita. Ai nostri telespettatori ricordo il nostro indirizzo email, che è target.tva@gmail.com. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa sera è stato con noi. Buona serata a tutti.